Un piano straordinario del lavoro come risposta alla grave crisi del Paese. Lo ha presentato alla Fiera di Vicenza la CGIL del Veneto con la benedizione del segretario nazionale Susanna Camusso, mettendo sul piatto alcune proposte per ripensare il modello Veneto con al centro la piccola e media impresa, a loro volta in grande sofferenza, e richiamando anche gli enti pubblici a giocare una parte, per esempio, nell'assegnazione degli appalti fuori dalla logica del massimo ribasso. Se una grande amministrazione come la Regione del Veneto cominciasse a decidere che lei non fa appalti al massimo ribasso, rispetta le regole, non mette in difficoltà i lavoratori ogni volta che c'è un cambio d'appalto, non gli riduce l'orario e il salario, questo sarebbe già un buon contributo all'economia. Una logica di sistema, secondo la Camusso, si potrebbe applicare anche al sistema dei trasporti, praticamente al collasso. In fondo una regione forte potrebbe costruire invece una società integrata di trasporto su gomma e di trasporto ferroviario, unificare tutte quelle società, se ne avrebbe probabilmente una migliore occupazione, una migliore risposta in termini di servizi e ai cittadini costerebbero anche un po' meno. Cioè, credo che in fondo il Veneto, che per lungo tempo è stata una regione che ha spiegato a tutti come si può avere un modello, dovrebbe in questa occasione riflettere sul fatto che il modello non è un modello di sviluppo infinito, è un modello che va in crisi, e provare a interrogarsi come il pubblico può essere lo strumento che rimette in moto delle pratiche positive. Segretario, i dati Istat mostrano un paese con una percentuale di disoccupazione ancora più alta. Devo dire che il bilancio che si può fare alla fine del 2012 è che tutte le nostre condizioni, tutti i numeri di riferimento sono peggiorati. È peggiorata la disoccupazione, è peggiorata la disoccupazione di lungo periodo che comprende sempre più persone, è aumentato il divario che c'è tra uomini e donne nella ricerca di lavoro, continua a esserci un drammatico problema di occupazione giovanile, e tutto questo non ha però portato alla riduzione del debito pubblico del nostro Paese. Mi pare un buon insieme di ragioni per cambiare politiche, perché quelle non hanno funzionato. Il governo Anche per Monti cambiare come governo? lo giudica? Esattamente con i numeri che ho appena detto. Mi pare che la scelta che è stata intrapresa è stata una scelta che ha aumentato le diseguaglianze, non ha messo al centro il lavoro e che ha determinato un peggioramento delle condizioni e non una risposta al Paese.